Ora, eccoci qua, siamo rientrati in studio, c'è con me Gianrico Carofiglio, dovrei chiamarlo Gianrica, come l'ha chiamato ieri sera Corrado Formigli, perché la cosa veramente interessante di questo libro, al di là della sua scrittura, che come sapete è sempre notevole, che si chiama La disciplina di Penelope, è che lui si mette nei panni di una donna. Li dicevo, caro Andrea Crisanti e cara Maria Teresa Meli, che è rimasta con noi, che secondo me è un'operazione molto interessante, perché se gli uomini la facessero un po' più spesso vivremmo, a mio parere, in un mondo migliore. Tanto che Carofiglio mi ha detto: ho notato stamattina persino le tue scarpe che sono bellissime, perché ormai noto delle cose che solo le donne notano. Così, no, ci sono delle cose che non vedevo, proprio non notare, proprio vedere, un problema di natura della percezione, guardare il mondo da un punto di vista diverso. Nel mio caso per molti mesi, dal punto di vista di una donna in cui ho cercato di immedesimarmi, ha moltiplicato la percezione, il che di per sé è, come dire, un bilancio positivo. Una gran bella notizia. Tra l'altro l'altra bella notizia è che questo libro sta andando alla grandissima, perché in sole 2 settimane ha fatto il record di vendite assoluto ed è primo in classifica, quindi auguri e figlie femmine, caro figlio. Allora, nel frattempo, però, prima di arrivare a Crisanti, con cui ho molte cose da condividere su quello che sta accadendo, devo passare dai miei inviati, perché ci sono parecchie notizie dai palazzi romani. Stamattina vi ho detto che è una mattinata di fibrillazione. Allora, vedo il nostro Milluzzi davanti a Palazzo Grazioli. Sta arrivando Silvio. Allora Mirta, sta arrivando Silvio a Roma. Io ti ho portato qua in puro stile Marcorda, Palazzo Grazioli, perché ci ricordavamo le resse di camere, fotografi per gli arrivi di Silvio a Roma. Questa mattina non c'è nessuno. È anche vero che questa sede è un po' in dismissione, quindi non sappiamo. Solo io. Questo è un paese ingrato, ingrato. Esattamente qua. Ma quello che sappiamo però, Mirta, alcune fonti che abbiamo consultato ci hanno detto che per Silvio Berlusconi dovrebbe essere predisposto un vero e proprio cordone sanitario, cioè lui arriverà direttamente in macchina, si infilerà in un ingresso laterale di Montecitorio, andrà alle consultazioni a capo della delegazione di Forza Italia da Draghi e verrà evitato ogni tipo di contatto con persone esterne per Silvio Berlusconi, che ricordavamo in apertura è stato anche ammalato e guarito poi dal Covid. Quindi questa è la situazione del 2021. Non c'è più la ressa di fotografi e Silvio verrà, diciamo, scortato sanitariamente per andare da Draghi oggi pomeriggio. Allora, invece Ludovica dov'è? Ludo, dove sei? Davanti ai gruppi sei. Allora Mirta, io sono all'ingresso laterale di Montecitorio, perché è da qui che sono entrate proprio pochi minuti fa Maria Elena Boschi e anche l'ex ministra Bellanova, e quindi è possibile che da qui tra pochi minuti arrivi anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Si prepara la delegazione di Italia Viva ad essere la prossima ricevuta da Mario Draghi, è previsto alle 12:45 il loro incontro. Matteo Renzi ha già annunciato che subito dopo, in uscita dal colloquio con Mario Draghi, farà un punto online, quindi non si fermerà, almeno così pare, a rispondere subito alle domande, ma prima darà una sua comunicazione online. Volevo anche dirti che però una certezza è arrivata anche su Grillo, non si sa ancora dov'è, questo giallo è ancora pienamente aperto, però domani dovrebbe essere qui alle consultazioni a guidare la delegazione. Quindi Grillo partecipa, segnale importante ovviamente, perché vuol dire, insomma, che prenderà in mano il movimento. Renzi sta arrivando, si autorizzerà a interrompermi anche se sto parlando con Crisanti appena vedi Renzi. Nel frattempo io arrivo dal professor Crisanti, perché a parte professore volevo farle complimenti per la sua battuta, perché gli hanno chiesto, come ormai è un totoministri continuo, se vuol fare il ministro della salute. Devo dire che Crisanti ha trovato una grande risposta, perché ha detto: scusi, ripeta lei, che è carina, ripeta lei. Adesso non me lo ricordo, che ho detto, ma se me lo chiede ci penso. Che ho detto? No, ha detto, se chiedessero a lei, a una giornalista radio, di fare il direttore del Wall Street Journal, lei che direbbe? E in effetti ci sta tutta, Crisanti. Certo, un po' di sincerità, un po' di sana sincerità ogni tanto non fa male. Per le fa gli ipotesi, no? È chiaro, no? Voglio dire, poi se la chiama Draghi, mica uno qualunque. Esatto, no, è evidente. Senta Crisanti, mi dica una cosa invece, partiamo dall'attualità, perché ieri è stato con me il suo collega Walter Ricciardi, che devo dire mi ha abbastanza terrorizzata, tra virgolette, nel senso che mi ha detto che aveva appena concluso una riunione con i suoi colleghi inglesi per parlare delle varianti, e che questo tema delle varianti è un tema molto complicato da gestire. In Inghilterra stanno andando problemi enormi su questo tema, perché non solo questo
virus variato è più contagioso, ma è anche più letale, cosa che inizialmente la maggior parte dei medici aveva detto non è così. Lei le risulta? È preoccupato anche lei? Perché noi nel frattempo siamo tutti diventati gialli, l'Italia sta messa meglio, e però se poi si riaprono dei focolai, come pare sta accadendo, di varianti inglese, per non parlare di quella brasiliana, vabbè, lasciamo stare, mi spiega un po'? Ma guardi, la variante inglese sicuramente pone un grosso problema per l'efficacia delle misure di controllo. Lei consideri che i paesi in questo momento più colpiti dal virus sono Israele, il Portogallo e l'Inghilterra, e tutti questi 3 paesi sono caratterizzati da una frequenza importante, più del 50% della variante inglese. Quindi la variante inglese sicuramente si trasmette molto più efficacemente, e ne consegue che le misure adottate per contenere le varianti passate, che si dimostrano in qualche maniera efficaci, che ne so, la zona arancione, la zona rossa, e probabilmente per la variante inglese non bastano. Ecco, questo penso che volesse dire il professor Ricciardi. Poi per quello che riguarda invece la letalità della variante inglese, diciamo, questo è un argomento ancora aperto, perché chiaramente ci sono più morti, ci sono più persone che vanno in terapia intensiva, ma è anche vero che ci sono più persone che si ammalano, quindi è molto difficile. Cioè lei dice è un ragionamento di buonsenso, se è più contagiosa, sì, naturalmente poi alcuni casi statisticamente diventano più gravi, ci sono più persone che muoiono, e questa è un po' l'idea. Certo, quindi è molto difficile di distinguere statisticamente questi 2 effetti al momento. Scusi, comunque sicuramente è un problema importante. Scusi, mi dica una cosa, ma inglese o brasiliana? Pari sono, invece effettivamente la brasiliana è più pericolosa? Sono 2 cose diverse. La variante inglese è più contagiosa e ha un impatto sulla percentuale di persone che devono essere vaccinate per bloccare la trasmissione. La variante adesso che circola nell'Europa continentale ha un R0 di circa 2,6, quindi significa che bisogna vaccinare circa il 70% delle persone con i vaccini attuali. La variante inglese sposta questa soglia verso l'alto, verso il 75-80, quindi questo significa che pone un problema di logistica. La variante brasiliana invece sembra, anzi no, è documentato in esperimenti di laboratorio che ha una capacità di infettare le cellule sempre in laboratorio, quindi si parla di esperimenti fatti in vitro, in culture cellulari, anche in presenza di anticorpi che sono stati stimolati dal vaccino. Quindi è drammatico, quindi. È drammatico questo. Sicuramente è un campanello d'allarme, ha una capacità di resistenza agli anticorpi prodotti dal vaccino importante. Ora però non esiste ancora nessuno studio che dimostra che questa diminuita suscettibilità agli anticorpi poi si traduca in una trasmissione in persone vaccinate. Questo ancora non è documentato a livello epidemiologico. Allora, però scusi, fermiamoci un attimo sul tema vaccino, perché una delle altre cose che mi ha detto molto interessanti ieri Ricciardi è la velocità di quanto si vaccina è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché più il virus varia e più noi siamo alla perenne rincorsa, cioè tutte le volte che il virus varia noi ricominciamo, non dico da zero, ma insomma ci complica la vita. Allora su questo lei mi deve spiegare cosa sta accadendo. Io adesso le faccio vedere una piccola scheda, abbiamo messo in fila tutti gli intoppi, perché noi il 27 dicembre qua ci sembrava la terra promessa, e invece non è esattamente così. Guardiamo insieme e poi lei mi risponde. Il problema vero e drammatico è la carenza di vaccini. Se la situazione rimane questa, se ne parla il 2022. Un bel giorno per l'Italia, un bel giorno per l'Europa, è il giorno che aspettavamo da tempo. Era iniziata così la campagna vaccinale il 27 dicembre scorso, tra la commozione e i sorrisi dei primi vaccinati, ma sono bastate poche settimane perché tutti i nodi arrivassero al pettine. Purtroppo abbiamo ricevuto il 29% di fiale di vaccino in meno dalla Pfizer. È vergognoso quello che sta accadendo, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare. Molto difficile, iniziare una campagna di somministrazione di massa di vaccini se non ci sono i vaccini. Ora
le aziende produttrici assicurano il rispetto del cronoprogramma e così dal 15 febbraio partiranno le vaccinazioni anche per insegnanti e forze dell'ordine, ma con una differenza: i vaccini Pfizer e Moderna andranno agli over 80, AstraZeneca, il meno efficace, solo agli under 55 o tutto al più fino ai 65 anni. Dobbiamo accelerare la copertura del personale sanitario e degli ultraottantenni entro febbraio. Poi da marzo in poi arriveranno molti più vaccini. Da aprile io non credo che ci sarà più problema di approvvigionamento, per cui dovremo farci trovare pronti per cercare di vaccinare almeno il 50-60% della popolazione italiana prima dell'estate. Vaccinare velocemente, più velocemente di quanto il virus muti, per scongiurare l'ipotesi che i vaccini oggi a disposizione non risultino più efficaci. E anche questa variante inglese sta mutando, potrebbe rendere inabile il vaccino. Allora, i tempi, no? Abbiamo detto, d'altra parte uno se la può prendere pure col governo Conte, ma se i vaccini non arrivano c'è poco da fare. Nel frattempo sta parlando Arcuri, ha appena detto che oggi supereremo il 1.000.000 di persone vaccinate con la doppia dose e dall'altra parte che domani arriveranno le prime 249.000 dosi di AstraZeneca. Beh, è un po' alla spicciolata però 249.000 dosi oggettivamente, professor Crisanti. Guardi, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di vaccinare il 60% della popolazione entro giugno, qui ci mancano 4 mesi, dobbiamo vaccinare 10 milioni al mese, guardi, assolutamente irrealizzabile, cioè bisogna metterci su questo l'anima in pace, non credo che si raggiungerà questo obiettivo. E come è stato giustamente detto, e come adesso mi dispiace citarmi, ma avevo già detto fin dall'inizio che già a dicembre che vaccinare con elevati livelli di trasmissione è fondamentalmente sbagliato, proprio perché più c'è trasmissione, più il virus muta, perché purtroppo i virus quando copiano il patrimonio genetico fanno degli errori e questi errori di fatto poi si traducono in cambiamenti di messaggio. È come cambiare una lettera in una parola. Guardi, se io dico I love this book, se cambio L con M diventa I move this book. La stessa cosa. Questi cambiamenti danno al virus delle proprietà nuove. Nel caso specifico una maggiore capacità di trasmissione, tipico la variante inglese, o nel caso della variante brasiliana la capacità di infettare le cellule in presenza di anticorpi indotti dal vaccino e quindi la capacità di sfuggire dal vaccino. Quindi in una condizione ideale bisognerebbe vaccinare tante più persone possibili in una situazione in cui la trasmissione è ridotta al minimo. Quindi lei continua a pensare, ma che è entrato Renzi? Non ha filato nessuno? È entrato Renzi senza filare nessuno, esatto, come hai detto tu giustamente, non ha risposto a nessuna domanda. Velocissimo, ora entrerà a fulmineo. colloquio con il presidente incaricato, velocissimo, una scheggia. Va bene, niente, allora, scusi, pure Renzi diventa più veloce, diventa come il virus, pure Renzi, caro Crisanti. Allora, scusi, ancora una cosa, AstraZeneca, altra domanda che ho, perché insomma ci riguarda tutti, riguarda me per esempio, perché io ho meno di 55 anni. Che succede? Solo per quelli sotto 55 anni o invece è meglio, come mi ha detto Bassetti l'altro giorno, vacciniamo quante più persone è possibile, sarà un po' meno efficace, non fa nulla perché tanto l'alternativa è non vaccinarli, tanto vale vaccinare. Che ne pensa? Ma guardi, qui ci sono due problemi da tenere presente. Il primo è, chiamiamolo così, di carattere, a mio avviso, formale, ma allo stesso tempo di sostanza, nel senso che il vaccino AstraZeneca è stato sperimentato su un gruppo di persone che non comprendeva in modo significativo individui che avevano un'età superiore ai 65 anni. Siccome non si sperimenta sulle persone e il trial proprio serve a evitare la sperimentazione sulle persone, se il trial ci dà delle informazioni in una particolare classe d'età, e bisogna rispettare il trial, altrimenti uno fa come gli pare, che l'abbiamo fatta a fare. Tant'è vero, guardi questo, che per esempio la Svizzera, che non è stata soddisfatta dei risultati di AstraZeneca, non l'ha approvato l'AstraZeneca, quindi non è che si può sperimentare sulla popolazione, bisogna seguire quello che è stato fatto nel trial e giustamente le autorità regolatorie hanno limitato l'uso proprio perché nel trial non erano previsti questi gruppi d'età. Poi c'è un aspetto invece più
chiamiamolo così, sostanziale, epidemiologico, il vaccino AstraZeneca ha, secondo i dati messi a disposizione, una capacità protettiva intorno al 60-70%. Se noi vaccinassimo il 100% della popolazione, cosa che non è possibile, ma supponiamo che vacciniamo l'80% della popolazione, allora la domanda è: se abbiamo l'80% della popolazione, che immunità di gregge, che immunità raggiungiamo con un vaccino che dà il 60%? La risposta è semplice, è il 60% per 80%, che fa il 48%, assolutamente insufficiente. Quindi, guardi, lei dice non è un tema personale, non è che Mirta sceglie se farsi l'AstraZeneca, è un tema di comunità, bisogna fare il vaccino che serve di più alla comunità. Certo, altrimenti improvvisiamo, ecco. Scusi, l'ultima domanda, poi la lascio andare che devo tornare alla politica, devo tornare a Carofiglio, vedo che sono arrivati anche La Russa e René Tinagli, quindi ho parecchie cose appunto da affrontare, compreso Renzi che sta per andare a parlare con Draghi. Però mi dica un'ultima cosa, monoclonali approvati dall'AIFA sono la soluzione, lo sono per tutti noi, lo sono solo per i malati molto gravi, cioè con i monoclonali troviamo la cura, quindi al di là del vaccino sappiamo che, tra virgolette, non si morirà più di Covid? Guardi, dunque, sui monoclonali bisogna fare riferimento alle sperimentazioni effettuate da una dei maggiori produttori di monoclonali, che è la Eli Lilly. Loro hanno fatto 2 trial, uno su pazienti in condizioni molto gravi e uno su pazienti che invece avevano una sintomatologia medio-lieve. Allora, il trial su pazienti gravi è fallito perché la somministrazione di anticorpi monoclonali in pazienti gravi aggrava la sintomatologia o non dà nessun beneficio, quindi di fatto l'FDA non ha dato approvazione, non ha approvato l'uso dei monoclonali in pazienti gravi, li ha approvati soltanto in pazienti in condizioni medio o con sintomatologia lieve. E poi i monoclonali quindi lei non è così ottimista sui monoclonali come grande soluzione? Non è che sono ottimista, i monoclonali hanno un effetto su un gruppo di persone che è limitato. Se lei mi dice sono generalizzabili, io le dico sulla base dei risultati che abbiamo adesso la risposta è no. Sulla base dei risultati, se c'è una persona in condizioni gravi... Solo perché ha sintomi lievi, quindi? Sintomi medio-lievi hanno un effetto... Io ho capito il contrario, avevo capito che si usavano per i pazienti molto gravi, però... No, per i pazienti molto gravi il trial è fallito. Ora, per quello che riguarda i monoclonali della Eli Lilly, ora è chiaro che ci sono diversi monoclonali, quindi può essere che escano in commercio monoclonali con capacità protettive diverse, non sono tutti uguali. Ecco, un'altra cosa è che i monoclonali non sono tutti uguali, quindi ogni monoclonale ha il suo obiettivo. E poi mi permetta un'altra cosa, che l'emergenza delle varianti pone anche un altro problema per quanto riguarda i monoclonali, perché mentre un antisiero riconosce diversi pezzetti del virus, il monoclonale ne riconosce solo uno. Quindi che cosa significa? Significa che prima di fare il monoclonale, teoricamente bisognerebbe verificare che il virus è attaccato da quel particolare tipo di anticorpo, perché altrimenti si dà il monoclonale a una persona che il virus è completamente non lo vede. Allora, professore, le dico la verità, ci siamo un filino depressi, caro figlio Dio, perché pensavamo che neanche tanto, caro figlio. Senta, invece mi permetta di fare un complimento a caro figlio, del quale ho letto tantissimi libri. Grazie. E poi dalle altre cose, guardi, quando ho visto quel suo libro mi è venuto in mente anche Tolstoi, perché il suo più bel libro l'ha fatto proprio impersonando una donna, che è Anna Karenina, quindi non è mi sembra, caro Crisanti, che ha fatto il più bel complimento che poteva fare riferimento al collega Tolstoi. Esatto, diciamo che un gran bel complimento, obiettivamente la ringrazio. Vado un momento al Quirinale però, perché sono usciti gli esponenti di Leu. Sta parlando Federico Fornaro, vicino a lui c'è Loredana De Petris, che dicono?